Suona la campana e iniziamo la vendemmia. Emozionante perché in quel momento si va nel vigneto, si sente il profumo del mosto, si sentono le mani che si attaccano e più si attacca meglio è perché vuol dire che c'è una buona qualità nell'uva. Il nostro ricordo fin da piccoli è che andavamo nel vigneto anche con i nostri genitori e lì nasce tutto perché è grazie a loro che riusciamo a fare ancora queste cose. La chiesa è dedicata a San Giovanni Battista, che una volta all'anno si fa la celebrazione, il 24 giugno, che è un giorno importantissimo, perché in quel giorno si dice che l'uva inizia a maturare. Il gelso nella nostra azienda rappresenta l'albero della vita. È un gelso che è secolare, che ha oltre 300 anni di storia e ha queste radici ben profonde, radicate nella terra, ma anche questi rami che si protendono verso il cielo. Per me è il nostro baricentro. La famiglia era solita proprio ritrovarsi sotto le chiome di questo gelso, soprattutto per prendere delle decisioni importanti. Nel 1985 abbiamo avuto una gelata, la temperatura è andata a meno 16, meno 20, una buona parte delle viti sono morte e quindi da quell'anno abbiamo detto ma se ripartiamo con un'agricoltura diversa, cercando di ridurre quelle che sono l'utilizzo di prodotti chimici, la pianta ha più capacità di supportare eventuali sbalzi di temperatura e da lì nasce l'agricoltura biologica per noi. Per me la poesia del vino è bere, ma anche far star bene le persone. Capita spesso che anche abbiamo dei visitatori che arrivano in azienda, sono un po' diffidenti, dicono ma chissà dove siamo capitati oggi. Però poi quando degustano si sciolgono e questa per me è la magia del vino.